Ciao, appassionati del Napoli! Come state? Sono Elsa e vi porto un'altra notizia bollente direttamente dal cuore del club. Prima di iniziare, lo sapete, vero? Se amate il Napoli e volete rimanere aggiornati su tutte le novità, non dimenticate di lasciare un like a questo video e iscrivervi al canale per non perdere alcun contenuto esclusivo. La squadra del Napoli è impegnata a perfezionarsi sempre di più, con l'obiettivo di portare buoni risultati ai tifosi che tanto amano questa squadra. E una notizia che potrebbe sorprendere tutti gli amanti del Napoli è quella su Lorenzo Insigne, il nostro amato ex giocatore che ha brillato per anni con la maglia azzurra e bianca. Lorenzo Insigne, come tutti sappiamo, è uno dei giocatori più talentuosi che abbiano mai vestito la maglia del Napoli. La sua passione per il club e la sua abilità in campo lo hanno sempre reso un favorito dei tifosi. E ora sembra che Insigne stia considerando di tornare in Italia, e non in qualsiasi club, ma in due ipotesi incredibili. La prima ipotesi è la possibilità che Insigne torni al Napoli, dove ha costruito una storia incredibile. Immaginate, avere il nostro idolo di nuovo, portando tutta la sua esperienza e passione per il club al San Paolo. Sarebbe un sogno che si avvera per tutti noi, vero? Ma la seconda ipotesi è altrettanto entusiasmante. Ci sono voci che dicono che Insigne sia ambito dal Milan, uno dei più grandi club d'Italia. L'idea di vederlo giocare al San Siro accanto ad altri campioni del calcio italiano è davvero allettante. È importante sottolineare che al momento sono solo speculazioni e niente è confermato. Ma la possibilità di vedere Insigne tornare in scena in Italia è emozionante per tutti i tifosi del Napoli. Qui al Napoli siamo sempre attenti alle notizie e ai movimenti di mercato. E vedere un giocatore così amato come Insigne essere preso in considerazione per un ritorno in Italia è qualcosa che ci riempie di speranza e ci fa desiderare il futuro. Ora voglio sapere la vostra opinione, appassionati tifosi del Napoli. Cosa ne pensate di queste due ipotesi? Preferireste vederlo di nuovo nella nostra squadra o lo vorreste vedere brillare con un'altra maglia italiana? Lasciate i vostri commenti qui sotto, saremo felici di sapere cosa pensate. E non dimenticate di lasciare un like a questo video per mostrare il vostro sostegno al Napoli e di iscrivervi al canale per non perdere alcuna notizia sul nostro club del cuore. Andiamo avanti insieme verso grandi conquiste. Forza Napoli!